in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Carlo Cambi che dovrebbe essere, anzi lo vedo collegato con noi, lo ringrazio anche per aver sopportato tutte le varie dilazioni, oltre che sempre gratis e non so se è amore dei o amore di qualcos'altro. Grazie Carlo per essere qui a un'altra puntata degli Scorretti. Grazie amore, Cainarte. E di questo ti ringrazio ulteriormente. Carlo, ti sei fatto, come in questi giorni stai facendo, la rassegna stampa? Allora, forniscici le pillole interessanti di giornata, va. Poi ci dici di cosa ti stai occupando tu e poi ci spieghi che roba è sta finanziaria, di cui si discute molto, non so se nel paese. Ecco. Ecco, fammi capire. Non ho capito una cosa io, Carlo. Come vedete? A proposito del terzo argomento che ho buttato là, non ho capito una cosa. Se della finanziaria si discute nel paese o soltanto in quella specie di realtà distorta, di forme mostruosa che è la TV e sono i giornali, i media e compagnia Sì, si cantante. discute soltanto in quella forma distorta e fastidiosa che è perché gli italiani hanno capito che da questa manovra non c'è nulla di buono per loro, non c'è neanche nulla di negativo, ma insomma in realtà non si possono appassionare alle briciole e non è un popolo così talmente bue da credere agli slogan dell'una parte o dell'altra. È una finanziaria che rivela l'ennesima debolezza dello stare in Europa, è una finanziaria tirata per i capelli, è una finanziaria dove non c'è sostanzialmente nulla, diciamoci la verità. Do merito a Giorgetti di aver vigilato sui conti pubblici in una maniera quasi da sentinella del terzo austro-ungarica, perché questo è l'unico vantaggio che c'è in questa finanziaria, ci consente di tenere molto bassi i rendimenti di titoli di Stato e quindi di mettere via un po' di fieno in cascina per riparare, anche se la faccenda sarà durissima e lunghissima, agli inenarrabili guasti che i presunti sconfiggitori della povertà, ma soprattutto i beneficatori di una ristrettissima platea di italiani, quelli che poi si incacchiano, no, perché si fanno favori ai ricchi, questi hanno con 200 miliardi di debito pubblico consentito la ristrutturazione del 4% delle case italiane in larga misura a vantaggio dei proprietari di seconde, terze e quarte case, col famigerato 110%, che è un maciglio sui conti pubblici spaventoso, pesa per 40 miliardi ogni anno per i prossimi 5 anni. A questo aggiungete che comincia a esserci la preoccupazione della restituzione del PNRR, del Recovery Fund, che tutti hanno detto era un grande regalo all'Europa, poi alla fine abbiamo scoperto che l'interesse minimo è del 3%. Ma questo lo ha detto, mi sembra, proprio Giorgetti, no? Lo ha confermato. Giorgetti, che se fate il conto dei tassi medi attuali sul mercato è molto più caro di quello. Non è usura, ma insomma. Da usura, perché noi stiamo collocando il BTP a 10 anni a un tasso del 2,20 e per fortuna deve essere un piacere dell'Europa. L'ennesima dimostrazione che l'Europa è un carrozzone spaventoso dal quale sarebbe stato opportuno liberarsi molto in fretta. Non l'abbiamo fatto, non ci siamo riusciti, ci siamo illusi che quella fosse la strada per arrivare alla stabilità economica, è la strada per arrivare alla devastazione economica. Ma detto tutto questo, visto che il contorno è questo, non ti potevi aspettare dalla manovra nient'altro che quello che è venuto fuori, cioè praticamente nulla, punto. Quindi diciamo tirem innanzi, come avrebbe detto il patriota milanese. Sì, sai, siccome il problema qual è? È che tutti spiegano l'economia come se fosse una scienza straordinariamente astrusa, no? Cioè, questo è un difetto dei bocconiani,
che hanno cominciato a vestire di festoni d'algoritmo i temi economici per far sì, per dimostrarsi scienziati. Gli economisti tutto sono tranne che scienziati, perché la scienza procede per prova dell'errore ed afferma dei principi universali che attendono smentita dal prossimo esperimento. L'economia non ha assolutamente nessuna di queste caratteristiche, si avvale della matematica, o meglio dell'econometria, per formulare delle previsioni quasi sempre a posteriori rispetto ai fatti avvenuti, e però si è vestita di questi festoni d'algoritmo per far finta di essere una scienza. In realtà l'economia, come dice l'etimo stesso, che vuol dire governo della casa, è riconducibile ai conti della serva. Allora, il ragionamento qual è? Se tu oggi hai una gran parte dei tuoi soldi ingessati dall'affitto, in questo caso dal debito pubblico e in particolare dal bonus 110%, e devi scegliere se provvedere a fare la spesa o comprarti il vestito per la festa, se sei una brava donna di casa o procedi con quello che il codice civile chiama il buonsenso del padre di famiglia, procedi prima a sfamare e poi dopo a ragionare. Ecco, questa finanziaria va avanti semplicemente su questo schema, non c'è trippa per gatti, come avrebbe detto l'ex sindaco, il famoso sindaco di Roma, Nathan. Non c'è spazio di manovra fiscale, l'unica cosa che possiamo fare è fare fronte alle esigenze immediate, che sono quelle della sanità, a tener conto delle spese indefettibili, che sono le missioni italiane all'estero, che sono funzionamento della macchina statale, e tentare di risparmiare laddove possibile sulla gestione ordinaria. Altro non è possibile fare, ma perché l'Europa ha impostato e se medesima su un'idea di bassa crescita. D'altra parte, e finisco, le manovre che sta facendo la signora von der Leyen sono evidenti. Lei sta predicando un'Europa non autosufficiente, che importa gran parte delle produzioni di base e che si bea di alcune produzioni che sono supposte ricche, tipo le armi, tipo la ricerca ipertecnologica, che però non soddisfano i bisogni di base della gente, e noi su questo pagheremo un conto salatissimo, e lo stiamo già pagando, lo vedete con la Cina, con le energie rinnovabili, con le auto elettriche, eccetera, 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 perché c'è un errore di fondo sui modelli di sviluppo. Finché noi continuiamo a pensare che il welfare sia l'ammortizzatore sociale, che le tasse si pagano per perequare i redditi e non per sostentare la spesa pubblica, finché continuiamo a pensare che la spesa corrente sia la spesa produttiva, quando in realtà la spesa produttiva è quella di investimento, che consentirebbe di aumentare la domanda aggregata, aumentando la domanda aggregata di aumentare la produttività, e aumentando la produttività di aumentare i salari. Finché non facciamo tutto questo, faremo delle manovre da 18 miliardi, da 20 miliardi a 30 miliardi, che saranno tirati come la pelle dei cosiddetti da un ceto piuttosto che dall'altro, alla ricerca di una salvezza che non può avvenire che da una cosa sola, lo sviluppo del paese. Ma finché stiamo dentro questa Europa, lo sviluppo del paese lo puoi dimenticare. Ecco, perfetto. Allora, da questa Europa qui chi ci sta guadagnando a sto punto? Da questo Europa qui chi sta guadagnando? La Spagna fino a ora, la Polonia larghissimamente, ci stanno guadagnando i paesi baltici, ci stanno guadagnando tutti quei paesi che sono entrati in Europa avendo uno sconto sul loro debito e che stanno approfittando del bilancio comune per rafforzare le loro economie, ma sono economie piccole. Ti faccio il caso: noi abbiamo avuto come commissario all'economia e abbiamo tuttora come presidente della Commissione europea e commissario all'economia Valdis Dombrovskis, che viene dalla Lituania, che ha un PIL complessivo inferiore a quello della Lombardia. E questo ragiona come ragionerebbe un governante lituano. È di tutta evidenza che chi ci sta guadagnando sono quei paesi lì. In poi ci sta guadagnando l'Irlanda, che fa dumping fiscale. Voglio far notare che l'Irlanda mette sulle multinazionali americane
una flat tax del 15% che le producono un aumento di PIL dell'1% ogni anno ed ha un tasso di tassazione al suo interno del 21,5% perché ha una spesa pubblica che non supera il 30% del PIL, ci guadagna l'Olanda, ci guadagna in qualche misura il Portogallo, cioè tutti quei paesi che sono strutturati come paradiso fiscale. Mentre noi, che siamo gli osservati speciali d'Europa perché siamo la terza economia, forse la seconda perché la Francia sta messa malissimo, perché avevamo il debito pubblico, perché abbiamo accettato un cambio dell'euro del tutto svantaggioso, perché siamo molto interdipendenti dalla Germania, eccetera, 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 ci abbiamo rimesso. Ecco, in tutto questo ne abbiamo parlato tante volte con te, come peraltro non si fa quasi mai da nessuna parte. Io non riesco a capire, però, al di fuori della facile critica, non riesco a capire come mai non si affrontino temi di questo tipo, no? Perché non lo so, lo abbiamo una pletora di commentatori, di opinionisti, di editorialisti, eccetera, ma non si tocca mai questi argomenti che sono essenziali, no? Perché alla fine uno si rende conto che sta polemicuzza sulla finanziaria fa ridere i polli in gabbia, diciamo, messa in questi termini, no? Perché se la struttura... Posso farti osservare una cosa? Ieri si è molto discusso della PAC, no? Politica agricola comunitaria, che viene tagliata nei programmi della von der Leyen perché deve comprare carri armati dei tedeschi. Vabbè. E poi contemporaneamente si discute dell'allargamento dell'Ucraina. Ma voi lo sapete che pigliando ad attualità gli attuali parametri di contribuzione PAC, se entra l'Ucraina su 380 miliardi che vale la PAC, l'Ucraina se ne prende 100. Perché ha un'estensione territoriale coltivata che è di gran lunga la più grande d'Europa. È la seconda superficie coltivata del continente, escludendo la Russia. Poi facciamo entrare il Montenegro che vive solo di agricoltura, facciamo entrare la Moldova che vive solo di agricoltura. Quando si arriva a ripartire di nuovo la PAC, i nostri contadini avranno una decurtazione dei contributi PAC che hanno avuto fino adesso del 25% se va avanti questo tipo di bilancio, ma se entra l'Ucraina entrano questi altri con l'allargamento famoso che tutti vogliono. Probabilmente i contributi PAC all'Italia vengono ridotti del 60%. Come diceva il conte Oliver del gruppo TNT, un affarone. Un affarone, esatto. Il problema è che poi abbiamo i Prodi, i Mattarella, no? Che insistono su questa grande Europa e addirittura sul togliere il veto, per cui si mettono d'accordo 4-5 paesi che fanno la maggioranza con i loro satelliti. Per esempio, se la Germania mette insieme tutti i suoi satelliti economici, comanda senza che nessuno abbia la possibilità di dire alcunché. Il che andrebbe bene se tu avessi che le deliberazioni deve prendere il Parlamento europeo, che la Commissione l'ha eletta direttamente e che i parlamenti nazionali siano rappresentati all'interno del Parlamento europeo. Siccome tutto questo non è vero, finisce che avremmo una cupola di tecnocrati che comanda su circa 400 milioni di persone, decidendo che cosa è buono per loro indipendentemente dalla volontà popolare, però la continuano a chiamarla democrazia. Cioè, ecco, Carlo, un dettaglio, perché oggi così scartabellando ho visto che Federico Fubini in prima pagina, l'avrai visto anche tu in rassegna stampa sul Corriere della Sera, parla della questione dei fondi del PNRR che tu citavi prima dirottati sulla finanziaria, no? E quindi verrebbero in meno un bel po' di miliardi stanziati per il programma di transizione 5.0 in soldoni. I soldi per le imprese stanziati sulla legge di bilancio rischiano di creare un buco nelle imprese medesime che magari si sono già impegnati, avendo avuto la certezza di avere i fondi del PNRR con le banche per finanziamenti e via dicendo. Vero, falso, verosimile? No, è vero che vengono presi 5 miliardi dalla transizione, ma per un motivo molto semplice, erano fondi dormienti. La transizione le imprese non l'hanno attivata, ci sono questi 5 miliardi che stanno fermi lì e tornando al bilancio di casa, la domanda è: paghiamo la retta dell'università per i figli o compriamo la macchina da cucire nuova in casa, o se vuoi il mini primer o la lavastoviglie nuova?
il governo ha scelto di continuare a mantenere il figlio agli studi e di lasciar perdere la lavastoviglie, visto che comunque funziona e magari si pagherà un pochino più di bolletta della luce. Perché? Perché quei fondi della transizione affidati al PNRR fanno parte dell'illusione Green Deal della signora von der Leyen, che sta dimostrando che ha distrutto l'industria. In pratica noi prendiamo 5 miliardi, li mettiamo su delle imprese che però per le diciamo così, norme europee vanno comunque fuori mercato. Allora la domanda è: io quei soldi me li piglio, siccome devo pagare la retta dell'università di mio figlio, e invece di comprarmi la lavastoviglie in classe A+, mi tengo la mia lavastoviglie in classe B e faccio studiare il figlio. Il meccanismo sostanzialmente è questo. Allora, pausa e tra pochi minuti ancora qua. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È un grande, lo amiamo. La confezione di olio è magari corredata anche con gas free e la bava di lumaca, ragazzi, fate un Natale straordinario. E rimettete in circolo il buon umore, tra le altre cose. E mettete il buon umore e anche da me, che il Dutour è contento. Esatto, per fare il regalo al Sure Dutour. È meraviglioso, è un'immagine, una fotografia di un'Italia fantastica che non c'è quasi più. Forse non c'è già più. Purtroppo. Fammi dire purtroppo. Purtroppo lo dico anch'io. Carlo, allora, sono le 10:33. Posso dirti una cosa? Però stamattina noi abbiamo fatto scuola. In che senso? È perché gli scorretti sono stati gli altri. Da quale punto di vista, dici? Sai, ti tagliano quello che devi dire, pensando che tu non sia adatto per poterlo dire. Non è una buona cosa. Tu dici, no, ma tu sei troppo corretto e raffinato da questo punto di vista. Ormai sei raro, sei un antico anche tu, Carlo, lasciatelo dire con Sì, ma io ci tengo un sacco a essere antico. Guarda che mia moglie, che è come sapete, è una grande insegnante di Galateo, nonché campionessa mondiale, apparecchiatura della tavola, eccetera, eccetera, e quando è molto più giovane di me. Quando le chiedono ma perché ha sposato Cambi, io rispondo sempre perché lei appunto è un'appassionata di antiquariato, capito? Quindi a me, io e Pedro non stiamo insieme, il nostro non è un'unione, è un restauro. Questa è bella, Carlo, questa è bellissima. Intanto volevo dire, siccome sono le 10:35, chiedo alla regia, Francesco, che saluto e che ringrazio qui in regia, di
di aprire le linee 02 92 94 7222 per chi vorrà intervenire. Per quanto riguarda i messaggi 340 6709 659, anche audio se volete, se funziona il baracchino qui del WhatsApp. E intanto però, Carlo, una curiosità proprio a margine, perché ci sono tante cose importanti di cui parlare, ma questa qui mi incuriosisce. La questione del garante privacy, no? Il cui presidente, se non sbaglio, poi va a fare gli acquisti della carne pregiata da un noto macellaio romano e si fa pagare tutto da noi contribuenti, tra le altre cose. No? Questa cosa è una cosa divertente. Il presidente Stanzione. Ma no, ma lui l'ha fatto. No, ma c'è una spiegazione. Lui lo ha fatto. Non so se è vero, se è falso, ma comunque sono quelle cose No, stupide. Lui l'ha fatto per evitare che con la consegna a domicilio della merce si violasse la sua privacy. Ah, certo, giusto, non ci avevo pensato. È vero, è stato perfettamente nelle sue funzioni, diciamo. Ecco, però fammi capire una cosa. La cosa straordinaria è che un uomo del PD, Stanzione, il presidente Stanzione, che già col nome, diciamo, già cognomen omen. Sì. Comunque il presidente Stanzione, che evidentemente si è chiuso in uno stanzione e non risponde a nessuno, è eletto dal PD, il medesimo PD, per tutelare il paladino della libera informazione a senso unico, Ranucci, vuole che si dimetta e questo non si dimette. Ma in realtà, se oggi voi leggevi attentamente la stampa, avresti capito perché c'è tutta questa astensione sul garante la privacy, di cui, detto fra me e te, non ne frega niente a nessuno. E il motivo è molto semplice, è che la Meloni, che si è rotta le balle di avere fra le scatole questi magistrati che gli fanno il ditino alzato sui rimpatri, cosa ha fatto? Ha preso 10 milioni di euro, li ha dati al garante per la privacy e gli ha detto: sai che c'è? Da qui in avanti l'istruttoria sui diritti del migrante che deve essere espulso la fai tu come garante della privacy, e quindi quando il magistrato mi obietta che io sto cacciando qualcuno che ha diritto a far valere i suoi dati sensibili per rimanere, tu mi certifichi che hai fatto l'istruttoria e che questi dati sensibili non esistono, così lo posso cacciare. Allora, siccome questo è un modo per triplare la canea sui CPR, eccetera, eccetera, apro e chiudo parentesi, c'è un'altra notizia su quel fronte che oggi nessuno ha dato, e cioè che l'Europa ieri ha stanziato un po' di quattrini a vantaggio di Italia, Spagna, Cipro, Grecia, per fronteggiare gli sbarchi, perché l'Europa si è resa conto che gli sbarchi sono eccessivi e che è l'ora di farla finiscila. E allora il garante viene attaccato sulla storia di Ranucci, apro parentesi. Hai più saputo niente dell'inchiesta sulla bomba carta? No, infatti. Hanno più detto che cosa è successo? Cos'è successo? No. Non lo so, io lo vorrei sapere dai magistrati così solerti di solito a fare le indagini. Questa bomba carta, che fine ha fatto? Chi l'ha messa? Ma l'hanno messa veramente? Cioè, o meglio, che l'hanno messa veramente, sì, ma chi l'ha messa? E perché? È possibile che noi ci stiamo azzuffando sull'entrecotto di Messie Stanzione, ci stiamo arrabbiando perché Ghiglia è andato a trovare Arianna Meloni, eccetera, eccetera, ma nessuno ha la curiosità di sapere a che punto è l'inchiesta? Infatti. No, così è una domanda, non è che voglio dire, cioè, ormai assumo il tono di De Renzis, no? Che afferma le cose dicendo: no, è una domanda. È una domanda di cui non so la risposta. Di cui non so la risposta, per cui vi chiedo a voi di darmi una risposta. Bene, così, capito? Allora c'è tutto sto casino sul garante di cui francamente non importa niente a nessuno, certo. E sfido ad andare ai mercatini rionali a chiedere agli italiani se sanno che mestiere fa il garante sulla privacy. Sfido. E quante migliaia di euro al mese si portano a casa questi qua? A casa
pagato con i contribuenti italiani, c'è tutto sto casino, ma in realtà sto garante serve o dovrebbe servire, forse la Meloni si è accorta che siccome non fanno un bene amato, gli dà questo compitino da fare, come il garante si deve occupare dei migranti e come c'è qualcuno che alza il ditino e dice scusate ma ci fate sapere l'inchiesta sulla bomba a che punto è? Allora grande bolle giù, grande polverone, con il PD che sfiducia uno che ci ha messo lì e che rimprovera la Meloni di non cacciarlo, e la Meloni giustamente dice ma che volete da me, ce l'avete messo voi, è un uomo vostro, la nomina l'ha fatta il Parlamento, perché peraltro non è di nomina governativa, la nomina l'ha fatta il Parlamento, l'ha fatto nella maggioranza giallo-rossa e rompete le scatole a me, e che volete da me? Ecco, questa è l'Italia, capisci? Poi dopo noi dovremo, poi c'è Landini che fa lo sciopero di venerdì per dire che ci sono i ceti che il governo se ne frega degli operai. A me mi pare che complessivamente la classe politica e in particolare quella di sinistra se ne freghi degli italiani. Ecco Carlo, ti giro un po' di messaggi, però visto che stiamo parlando di cose di cui agli italiani frega poco, uno si potrà domandare per quale motivo dobbiamo spendere, non so se 40 o 50 milioni di euro all'anno per tenere su la baracca del garante privacy. Non so se sia giusta la cifra, però insomma decine di milioni. Hanno gli stipendi parametrati su quelli degli altri autonoma, quindi il plafond è di 250.000. Questo Carlo, perdonami, a me non mi pare populismo, mi pare minimo buonsenso, perché non ho capito perché dobbiamo andare... Ma è come il nano ghiacciato che dice che siccome non aveva uno stipendio alla sua altezza se le autoaumentava. Ecco, allora tu mi hai tirato in ballo un altro ente che io stavo per citare, il CNEL, no? Che cavolo ci serve tenere in quello però ha rilievo costituzionale addirittura, per cui figuriamo. Ma infatti il problema è quello, cioè che levarlo di mezzo non è semplicissimissimo. Però che c'è sta a fare il CNEL in Italia? I don't know. Cioè, ecco, vabbè, a margine. Ci servi, pensa, perché poi la gente non le sa le cose. Sai perché esiste il CNEL? No. Te lo spiego, perché siccome esistevano le corporazioni del Duce, il fascismo, del Duce, c'era bisogno di trovare una camera di compensazione. Era la camera dei fasci e delle corporazioni. No. Esatto. Più o meno. Sì, si chiamava così. Sì. C'era bisogno di una compensazione per far sì che quella... Adesso chiamiamo il Vannacci a commentare il tutto. Diciamo così, adesso Carlo, chiamiamo Vannacci a partecipare a quest'ultima parte della trasmissione. No, vabbè. Lo potresti fare dopo le 11 quando io sono andato via, no, così giusto. No, visto che prima Zaia lo ha citato. Comunque, di questo. Stavi dicendo, no, scusami, perdonami la battutaccia. Sai che aveva cambiato diciamo l'intercalare, che era una volta un insulto, oggi è diventata una simpatica interlocuzione? Quale? All'Ivannacci tua. Vabbè, ascolta, torniamo a bomba, come si dice, ci stavi spiegando una cosa interessante, dalla Camera dei fasci delle corporazioni. Nasce perché si era convinti che fra le tante cose che il fascismo aveva fatto, questa cosa delle corporazioni di arte e mestieri non fosse da buttare a mare, e che siccome c'era questo afflato ovviamente comunista del proteggere il lavoro, eccetera, e del dare ai sindacati la possibilità di controllare la formazione delle leggi economiche, allora si inventano il CNEL, che è un ircocervo, perché partecipa in parte alla natura del fascismo e in parte della natura dei soviet, dei kolkhoz, no? Delle cooperative autogestite staliniane. Ecco, la domanda è: in epoca di intelligenza artificiale e di demenza naturale, a che cappero ci serve il CNEL? Appunto. Il bello è che ha potestà legislativa il CNEL, attento, cioè, potrebbero fare le leggi. Allora, ti giro il messaggio di... fatta da Brunetta, non so se è all'altezza del problema, però andiamo. Allora ti giro il messaggio di Mattia da Padova, 340 6709 659. Buongiorno signor Cambi, il messaggio filosofico di impronta filosofica meriterebbe un'ora al giorno su tutte le TV nazionali, svegliare i residenti nella caverna di Platone. Grazie per come ci descrive la realtà.
grande, ma non perché meriterebbe un'ora, ma per la caverna di Platone, Bella, finalmente qualcuno che ragiona bella. come si deve. È bella quell'immagine là, bravo. è immortale quell'immagine. Allora, Beh, sì. 0,28 secondi di audiomessaggio, chiedo a Francesco di tirar su il canale per ascoltarlo. Buongiorno dottori, Berengario in Subrico da Roma saluta e chiede al dottor Cambi se è possibile sapere la fonte di una frase che disse un po' di settimane fa riguardo al fatto che i bambini cinesi tutte le mattine dicano che la Cina governerà il mondo. Mia figlia non mi crede e allora vorrei mettergli davanti la fonte, così La almeno fonte è Mao riprendo un Zedong. po' di credibilità ai suoi occhi. La Grazie, buona giornata. La fonte è Mao Zedong, il libretto rosso. Caro Berengario in Subrico da Roma, Mao Zedong, il libretto rosso. Ferdinando da Verona, si parla di patrimoniale, si parla di riduzione delle tasse, ma nessuno parla di 12 milioni di persone sconosciute al fisco. Si chiama evasione fiscale. Io vorrei tanto essere uno di questi 12 milioni, Carlo. Non lo sono purtroppo. Allora, sicuramente c'è l'evasione fiscale, sicuramente non è quella che la vulgata della sinistra ha propagandato. Vi faccio soltanto osservare questo, che nel conto del PIL, per statistica europea e quindi per accettato algoritmo degli economisti, finisce anche la cosiddetta economia sommersa, che comprende il fatturato delle puttane, lo spaccio di droga, eccetera, eccetera, che in Italia è stimata intorno ai 180 miliardi. Se gli applichiamo l'aliquota del 43%, senza le addizionali IRPEF, ovviamente le regionali, 180 miliardi al 43%, mal contati fanno all'incirca un'ottantina di miliardi. L'evasione fiscale di cui si parla è di 110 miliardi, fate il conto, l'evasione reale sono 30 miliardi. Quelli sconosciuti al fisco sono quelli che per esempio che taroccano l'ISEE, quelli sconosciuti al fisco sono per esempio quelli che quando voi andate a farvi riparare la macchina vi dicono con la fattura 10, senza fattura 6, sono tutte quella serie di... E poi ci sono i signori Elkann, e poi ci sono le società italiane esterovestite che albergano fiscalmente e tranquillamente nei paradisi fiscali dell'Olanda e dell'Irlanda, perfettamente in regola con le regole comunitarie. Insomma, sull'evasione fiscale state attenti a non cadere nella retorica della sinistra che ci ha sempre giocato sopra, perché l'evasione fiscale è fatta sì dai piccoli, ma come mi spiegava un noto tributarista di Roma 3, il problema dell'evasione fiscale in Italia non è che gli italiani non pagano le tasse, è che lo Stato non le sa riscuotere. Carlo, ti giro un altro messaggio. Un ascoltatore ci porta da tutt'altra parte. Come vedi la posizione, ti chiede a te Carlo, come vedi la posizione di Nvidia sul mercato? E come la vedo? È l'unico competitor esistente al mondo del potere cinese. Se va avanti così, Nvidia ha di fronte a sé una prateria di utili, ma non capisco qual è la domanda, perché la posizione sul mercato. Nvidia fa qualcosa che oggi è indispensabile per lo sviluppo tecnologico, dunque la posizione sul mercato è derivante da quanta domanda c'è di quella roba lì. Poi magari domattina si sveglia uno che produce un marchingegno che supera le tecnologie di Nvidia e Nvidia va per aria come sono andate per aria tutte. Allora Carlo, abbiamo 3 telefonate, mi spiace metterti un po' fretta, ma sono 9 minuti o 10 a disposizione, per cui abbiamo 3 telefonate, ancora una serie di messaggi, passiamo alle le poppette, fra l'altro. Che bello, vengo anch'io, potessi venire anch'io. No, I Mondeghili! I Mondeghili, eh sì. Allora, ti giro le telefonate, però intanto introduco un argomento, perché volevo citarlo prima quando abbiamo parlato di Authority, quella della privacy. Ce n'è un'altra, quella per le comunicazioni, che non è che serva molto di più in generale, però ha appena prodotto, e ne parliamo domani con un ragazzo molto in gamba, che da un bel po' di tempo su YouTube fa un ottimo lavoro anche di informazione, giornalistico, polemico, satirico, sarcastico, bravo, cioè Andrea Lombardi, che ha un bellissimo canale YouTube, e ne parliamo anche con Max Del Papa domani, dalle 10 alle 11.
Questa qui invece è un'autority che ha prodotto quella che per me è una roba orrenda, non so se te ne sei interessato, è la delibera cosiddetta influencer, no? Che regola e che introduce l'albo dei cosiddetti influencer, con tanto di multe, di sanzioni pesantissime per persone che hanno il torto di avere più di 500.000 followers o 1 milione di visualizzazioni al mese. Avranno tempo fino a febbraio 26 per aderire a sta roba sovietica, per me oscena, schifosa e antiliberale quanto altre mai. E non mi pare una bella trovata, mi pare una pessima trovata, una roba schifosa veramente, che forse serve... No, che forse serve, non lo so, a ridare ossigeno, credibilità, sebbene sia un compito impossibile ai media tradizionali, però di sicuro fa il male per chi vuole fare informazione libera. Per me è una roba orrenda. Io non so come la pensi tu, però intanto scusami Carlo, ho affastellato un po' troppa roba, ci sono 3 telefonate che attendono, quindi le passiamo. 2, le passiamo e poi torniamo su questo punto, perché mi interessa sapere il tuo parere su questo. 2 chiamate, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Aldo da Bergamo. Prego. Ma volevo chiedere al dottor Cambi sull'evasione. Ma se il nostro governo ci dovesse riuscire a farci recuperare l'IVA, recuperare quello che paghiamo dal dentista, dal meccanico, forse faremo fatturare tutto a tutti, perché quando il dentista mi dice 2.000 euro, 1.500 senza fattura, io onestamente gli do il 1.500, perché se devo pagare 2.000 più l'IVA non ha senso, però non posso scaricare niente. Allora, cominciamo a far scaricare anche alla gente normale le spese, in modo che tutti fattureranno di più e quindi il PIL aumenta. Grazie, ascolto la risposta. Grazie. Altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto, sono io? Buongiorno, prego. Buongiorno Cainarca, buongiorno anche lei Cambi. Allora, sono Ferdinando, quello che aveva mandato il messaggio riguardo all'evasione fiscale, ma io intendevo un'altra roba. Il fatto che comunque ha detto delle robe giustissime. Io dicevo, ma uno Stato come la Germania, che per andare avanti, per tirare avanti, necessita, uno Stato come la Germania che ha 80 milioni di abitanti, necessita di 44 milioni di lavoratori, forze lavoro. Noi in Italia che facciamo la stessa roba, che siamo anche alla pari, se non a livello migliore, abbiamo la forza lavoro pari a 22 milioni di 22 milioni di lavoratori su una popolazione di 60 milioni. Un rapporto quasi 1 a 3, a differenza di 1 a 2. I 10 milioni sono gente sconosciuta, da come la vedo io a livello economico. Vabbè, ma non è evasione fiscale quella è un'altra roba. Quella si chiama economia sommersa, senza la quale il mezzogiorno d'Italia scomparirebbe. Allora, altra chiamata ancora, poi i messaggi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Ciao Fabrizio, buongiorno. Sì, allora niente, io posso dirvi questo, la situazione qua del lavoro in provincia di Brescia e nelle zone sia del Veneto che del Piemonte dove sono in contatto sta diventando preoccupante. Allora la cassa integrazione ormai è all'ordine del giorno in quasi tutte le aziende, piccole, grandi, quello che volete. Ieri ho fatto un giro in Valtrompia, ci sono tutti gli armaioli che stanno affrontando una crisi incredibile, non era mai successo in quel settore lì, vedi aziende che chiudono ancora a mezzogiorno, gente che fa 3 o 4 ore al giorno. E poi c'è la questione che noi qui stiamo importando un sacco di prodotti cinesi, di manufatti che poi vengono spacciati per italiani. Vi posso garantire che ci sono rubinetterie e maniglierie che fanno arrivare container pieni di roba, cambiano le scatole, c'è scritto Made in Italy e la cosa funziona così. Allora qui dobbiamo capire una cosa, stiamo perdendo il lavoro. I cinesi diventano sempre più competitivi con noi tecnologicamente, sono più avanzati ormai, allora qui cosa stiamo facendo? È possibile che al governo Giorgetti, quella gente lì, non si accorgano di questa situazione? Anche l'aumento della cassa integrazione è una cosa incredibile. Io ho visto piccoli artigiani che stanno chiudendo. Tutto perché c'è questa concorrenza cinese che è spaventosa. Non si può far arrivare qui la roba lavorata al 100% e spacciarla per italiana, perché siamo dei buffoni e perché all'estero tra un po' non ce la compreranno più perché capiranno il gioco. Bene. Io non riesco a capire come mai nessuno ci mette mano. Grazie Fabrizio. Carlo. Allora,
quello del conflitto fiscale costa un sacco di soldi, ma se invece di fare il super bonus avessimo destinato quei quattrini a consentire la deduzione dal reddito delle spese fatte, avremmo fatto la più grande operazione fiscale del mondo. Sono perfettamente d'accordo con lei, ma il tema è sul tappeto da almeno 50 anni. Il fatto qual è? È che siccome noi abbiamo una spesa pubblica che è sostanzialmente indirizzata all'assistenzialismo, non ci possiamo permettere di interrompere il flusso di cassa per evitare che gli assistiti rimangano a secco. Le faccio un caso, torniamo sempre alla famiglia. Sarebbe come se lei ha un figlio o una figlia che sono abituati a campare con i soldi che gli dà la famiglia e non hanno voglia di andare a lavorare. Lei potrebbe fare una cosa dicendo: smetto di dargli i soldi, che così quello deve andare a lavorare, e si costruisce un futuro, e io ho più soldi in tasca e magari mi cambio la macchina che sta lì da 20 anni. Ecco, noi siamo il paese che ha deciso di non far lavorare i figli, e però li deve mantenere, e siccome li deve mantenere non si può permettere di staccargli l'erogazione, non comprendendo che così facendo non li facciamo andare a lavorare e quindi non aumentiamo la ricchezza. Non so se mi sono spiegato. Cioè, quello che lei dice, dovrei poter dedurre la fattura del dentista piuttosto che del meccanico, è sacrosanto, ma per fare questa cosa servono all'incirca 130-140 miliardi. Se non li avessimo buttati nel super bonus e avessimo fatto una vera rivoluzione liberale del fisco, questa cosa si sarebbe potuta fare. Sapio Chiese, hai perfettamente ragione, ma la questione, sai qual è? È che la Cina ha i consumi interni bloccati, ha un surplus produttivo, sta invadendo tutti i mercati occidentali, e complice l'Unione Europea, che è quella che dovrebbe sorvegliare sull'ingresso delle merci e sui dazi, sta invadendo l'Europa, perché in Europa è passata l'idea che si può vivere senza produrre. E sai chi è che ha introdotto questa idea in Europa? A cominciare dal signor Romano Prodi, che il fatto che non se ne parli in Italia è gravissimo, e è una delle responsabilità che io metto in testa alla Lega, che è sempre stata il partito dei produttori, che non lancia un allarme vero su questa cosa. Allora Carlo, abbiamo 3 minuti e io ti giro i messaggi che sono arrivati, spero di farcela. Luca Devo rispondere sul garante delle comunicazioni. no, dopo ne parliamo in chiusura, però se ti chiedo proprio una roba da tweet, un saluto e un abbraccio, ci scrive Luca da Brescia, che dice: in qualità di presidente del CNEL si è aumentato Brunetta lo stipendio per il suo inde-fesso lavoro. Dopodiché l'amico di Nvidia dice: ma questa fattura è il triplo del PIL italiano. Si è spiegato prima il perché. Gianni da Roma: caro Cambi, che ne pensa della BBC tarocca servizi per far apparire il biondone Trump un orrendo bau bau? Il media che con Radio Londra era sinonimo di libertà diventa liberticida. Telegiro. Penso della BBC la stessa cosa che penso di Report. Potreste chiedere al dottor Cambi di indossare un microfono perché è un continuo vai e vieni della sua voce. No, io non me ne sono accorto, io la sento costante. Forse è un problema dell'ascoltatore, diciamo in questo caso. Mentre forse, scrive Marila, molti contribuenti non evaderebbero quando possibile se i soldi affidati allo Stato non fossero utilizzati per opere inutili. Dubito che questo potrebbe, diciamo così, favorire la non evasione. Torniamo invece a bomba, proprio a bomba. Chiedo scusa per questa espressione che oggi mi viene fuori luogo. Allora, l'evasione si combatte con la semplificazione fiscale, con l'equità fiscale e con la possibilità di dedurre tutti i costi che uno sostiene, punto. Allora Carlo, chiusura, 10:59, che ne pensi della per me orrenda delibera contro coloro che vivono e fanno informazione su YouTube e sui social? Ne penso che chiudono la stalla quando i buoi sono scappati, nel senso che ci dovevano pensare prima. La Ferragni non me la sono inventata io. Penso che però esiste un articolo 21 della Costituzione che dice che c'è libertà di espressione in questo paese e che quindi è inutile strillare contro Report se poi vuoi mettere il bagaglio agli influencer. No, ma poi con suon di multe a 600.000 euro, multe pazzesche amministrative. La cosa che puoi fare è istituire nei tribunali, che lasciano perdere ormai tutti i reati di diffamazione,
o delle sezioni speciali che si occupano specificamente della diffamazione e delle notizie false in internet, e poi devi perseguire tutti coloro i quali esercitano abusivamente la professione di giornalista, perché non si capisce perché i medici abusivi vengono perseguiti e vanno in galera, i giornalisti abusivi non vengono perseguiti e non vanno in galera. Se io faccio l'influencer e racconto di quanto sono buone le noccioline che ho comprato al cinema, è un conto. Se io faccio l'influencer e ti voglio raccontare i segreti del Copasir e non ho la qualifica professionale per farlo, è un altro paio di maniche. Ma come sempre questo è un paese che fa, come mi disse Scholz una volta, un sacco di leggi, salvo decidere volta per volta quale rispettare. Carlo, ma a te piace De Rensis, vero? Da morire. Però devo dire la verità che il mio mito vero è Lovati. L'hanno un po' messo in sordina, peccato. No, adesso, a parte il fatto che lì c'era una tragedia dopo l'altra, ma è diventata una cosa che ne parleremo un'altra volta. Ma come finisce quella roba lì, secondo te? Proprio un altro tweet, ti chiedo, per salutarci. Come finisce la vicenda Garlasco? Perché Freccero dice che è un'altra Tangentopoli, ma con i magistrati di mezzo stavolta come corrotti. Tu come la vedi? Allora, finisce che probabilmente il CSM non accoglierà nessun provvedimento disciplinare, che il povero Stasi finirà di scontare la sua pena e che a un certo punto ci sarà probabilmente il trasferimento del dottor Napoleone, del procuratore del dottor Napoleone, perché oltre un certo limite non si può andare, soprattutto se questa faccenda arriverà fino quasi sotto al referendum sulla giustizia. Allora, grazie davvero a Carlo Cambi, a tutti coloro che ci hanno seguito, scritto, telefonato e coloro che non lo hanno fatto. Grazie a tutti. Ciao Carlo. La prossima volta digli alla radio che Zaia potremmo intervistare pure noi. Al prossimo giro ce lo portiamo qui dagli scorretti. Gli piace? No, ma a me guarda che campo benissimo. Era solo per dire che magari se uno ha 45 anni di iscrizione all'albo come professionista, un'intervista la sa anche fare. Sei un influencer, stai al tuo posto. Grazie Carlo Cambi. Ciao belli, statevi bene. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Adesso torna come un fulmine a ciel sereno Sammy Varin. Lo amiamo.